Un saluto a tutti gli ascoltatori della web TV Esplorama. Stiamo trasmettendo qui dal centro commerciale Città Fiera, dalla Record Space, e siamo arrivati alla terza puntata della nostra trasmissione Scopriamo e riscopriamo il Friuli Venezia Giulia. Oggi facciamo un percorso molto affascinante, ricco di storia, di cultura, di luoghi meravigliosi, perché parleremo di castelli e di mulini. Non a caso, io vedo già qui in collegamento con noi i nostri due super inviati, Romano Talignac da Cividale, dal mulino di Cividale. Ciao Romano! Ciao! Che bello sfondo che hai, suggestivo vedo tra l'altro, poi ce lo racconti. E vedo anche la nostra Elbrich Boss. Buongiorno Elbrich, tu ti trovi a Santa Margherita del Gruagno, giusto? Esattamente, mi trovo proprio col borgo Santa Margherita del Gruagno dietro le mie spalle. Altro luogo molto suggestivo, tra l'altro io vedo che voi due siete strategicamente, poi mi direte se strategicamente o c'è un caso, vestiti di grigio, e grigio è proprio il colore della puntata di oggi. Come voi sapete noi abbiniamo ad ogni puntata un colore, poi magari entreremo anche nel dettaglio con i nostri due bravissimi inviati e guide turistiche che ci racconteranno anche il perché. Perché grigio? Perché il grigio è il colore rappresentativo dei castelli, di questi castelli antichi, di questi manieri, e il grigio è anche il colore della macina dei mulini, i mulini di una volta che facevano la farina, lavoravano con l'aiuto dell'acqua, molto diverso da quello che si fa adesso. Allora io farei parlare subito da coloro che lo stanno vivendo, che sono in questi meravigliosi posti. Innanzitutto, siccome questa è la terza puntata, noi vi abbiamo presentato la vostra persona nella prima puntata. Però in molti ci stanno chiedendo e vorrebbero sapere come è nato questo vostro sodalizio. Romano, perché tu e Elbrich lavorate insieme, fate queste belle cose insieme? Allora, abbiamo iniziato a collaborare perché intanto ci siamo conosciuti grazie ad un progetto che è Amare in Bici, il cui presidente è Iosco della Subida, no? Che ha avuto la brillante idea di far mettere in rete, di far collegare più professionisti, ognuno esperto nel proprio settore, no? E questa è stata un primo input. Poi chiaramente conoscendo Elbrich durante un'uscita cicloturistica che abbiamo fatto anche nella zona di Cormons, un posto splendido, abbiamo detto uniamo, come si dice, le forze, no? Quindi essendo lei guida turistica e io istruttore sportivo, sono due figure che possono tranquillamente, anzi è importante collaborare perché appunto per scoprire il territorio del Friuli Venezia Giulia. Ecco, Romano, voi tra l'altro fate da guide turistiche, quindi accompagnate le persone a conoscere questi posti. Tra l'altro si tratta di camminate, si tratta di andare in bicicletta, quindi di fare dello sport. E presumo che sia molto importante il fatto che chi accompagna queste comitive, come per esempio fai tu, ma come fa anche Elbrich, devono essere degli sportivi. Tu sei uno sportivo, sei istruttore anche di camminata e hai diverse esperienze in questo campo, vero? Sì, esatto. Sì, come sai, sono istruttore di camminata sportiva, che è una tecnica precisa della scuola italiana, tecnica ROI, che non è una passeggiata, ma è una tecnica che ti permette di andare anche più veloce, no? E che porta anche il benessere. Poi istruttore di running, di corsa e soprattutto anche di cicloturismo, che sia in mountain bike oppure anche con le bici elettriche, quindi con le e-bike, no? Questo è un vantaggio per chi viene con noi a camminare, perché
oppure in bici, perché comunque diamo delle indicazioni anche lungo il percorso, quindi alla fine uno lo può vivere anche come un'esperienza sportiva, no? Ricordiamo però che è aperto a tutti, non è che bisogna essere esperti, perché io poi faccio anche dei corsi dove c'è teoria e pratica, ma se uno non ha fatto il corso comunque può venire, perché intanto vede se gli piace, e poi perché nelle uscite c'è anche Elbrick che è guida turistica. Ecco, tra l'altro tu mi hai spiegato che è molto importante mappare, tracciare il percorso e prepararsi prima di iniziarlo per sapere anche che cosa si andrà ad affrontare, e quindi anche le persone meno esperte possono sapere come muoversi e a quali difficoltà possono andare incontro, vero? Sì, esatto. Allora, io li chiamo progetti, no? Ci sono più progetti, il progetto principale è il progetto 12, che è diviso in 12 mesi, 12 temi, 12 colori, 12 lune, 12 percorsi di base. Poi chiaramente ce ne sono molti altri. Ogni percorso è diviso comunque minimo in 3 anelli a seconda della distanza, che può essere 5, 10, 12 o 15 o 20 se si va anche in bici, perché chiaramente le distanze sono maggiori, no? E poi c'è un altro progetto, perché comunque ce n'è, appunto, per dividere, per non creare confusione, c'è anche un progetto che si chiama la Cividale nascosta, ma può essere anche la Martignacco nascosta, no? Quindi sono delle curiosità che invece spaziano anche verso l'enogastronomia, la cultura, la storia, e qui entra in gioco sicuramente la guida turistica, perché io posso arrivare fino a un certo punto, perché la mia professione appunto è quella più di istruttore sportivo. Io mi avvalgo ovviamente anche dei libri che porto sempre dietro. Le famose guide immancabili. Sì, io ringrazio, Ecco. soprattutto, permettimi di dire una cosa subito, visto che io abito a Cividale, questa splendida città dove ho visto tantissimi popoli arrivare qua, quindi dai Celti, dai Romani, dai Patriarchi, ai Veneti, ai Longobardi, no? E volevo dire un grazie speciale soprattutto a chi ha scritto. Ricordiamo l'importanza anche dei libri. Noi abbiamo Paolo Diacono che appunto ha scritto, che grazie a lui, al suo diario, che sappiamo la storia dei Longobardi, e recentemente invece c'è Claudio Mattaloni, che è un mio amico che ho conosciuto con l'esperienza che ho fatto qua a Cividale grazie a Pausa, che me l'ha presentato, perché Claudio Mattaloni ha scritto molti libri su Cividale che molto, molto, molto approfonditi, quindi quello che so l'ho imparato studiando e leggendo, no? Poi, Romano, scusami se ti interrompo, tra l'altro io dopo ve lo spiegherò meglio alla fine di questa puntata. Noi sul sito www.esploreanna.it stiamo preparando una bellissima raccolta con queste trasmissioni che voi potrete rivedere quando lo preferite, così magari avrete anche dei suggerimenti per trascorrere il tempo libero quando ce ne sarà la possibilità nel migliore dei modi. Ma le nostre due guide hanno anche preparato proprio degli scritti, quindi degli articoli corredati da delle foto, quindi potrete avere tutte le indicazioni nel dettaglio di quello che magari adesso in trasmissione non si può specificare. Quindi lì voi avrete proprio delle belle guide puntata per puntata che vi spiegheranno gli argomenti che abbiamo affrontato e le potenzialità dei luoghi che abbiamo visto e le cose che si possono anche fare. Io passerei adesso alla nostra Elbrick, alla quale chiederei proprio il motivo di perché queste trasmissioni sono abbinate, associate ad un colore specifico. Buongiorno, eccomi qua. Allora, ogni puntata è abbinata a un colore specifico per facilitare dopo anche la ricerca sul nostro sito, sul nostro blog, perché diciamo dedicando a ogni puntata un colore è più facile da ricordare. Per esempio, la prima puntata abbiamo parlato del cuore, no? Il cuore che si innamora, la storia di Romeo e Giulietta, ma anche la Chaminade, il percorso a Martignacco fatto per far
farti stare bene, quindi per far star bene il cuore fisiologico, quindi il color rosso del cuore. La seconda puntata il color giallo, dedicato alla bandiera del Friuli, l'aquila gialla, perché abbiamo parlato del Forum Iuli, no? Cividale, e anche del patriarca Bertrando di San Genesio, che è morto nel parco del parco dedicato a lui. La terza puntata, quindi oggi parliamo del color grigio, infatti mi sono indossata una felpa grigia. Vedo che sei a tema, infatti, A col tema tema. grigio. Il tema è il color grigio perché parliamo dei castelli, che di solito hanno un color grigio, no? I castelli medievali, e anche parliamo dei mulini che hanno la macina, questa pietra color grigia per macinare il grano. Per quello color grigio oggi, ecco. Ecco, Albert, io vedo che stai camminando con questo panorama molto bello e tra l'altro tu oggi ci parlerai del Troy dai Cistieri e dai Molins, giusto? Esattamente. Adesso mi tocca parlare un attimino in friulano. Infatti parlerò della camminata Troy dai Cistiei e dai Molins, che è un po' un'antiprima perché è una camminata che viene organizzata dal comune, dai 3 comuni, perché è una camminata che unisce il comune di Fagagna, il comune di Martignacco e il comune di Moruzzo. Io adesso mi trovo dietro Santa Margherita del Gruagno, il borgo dietro di me, in mezzo ai dei vigneti, in mezzo a una pianura, ai piedi della collina morenica, e il percorso, questa camminata che è di 10 km, è un anello, è pronta per partire, solo che a causa Covid, a causa del lockdown, i tabelli, diciamo, la segnaletica non hanno ancora potuto mettere, però è tutto pronto, me l'ha detto il sindaco di Martignacco, e quindi appena possiamo partiamo con questa nuova camminata che unisce il comune, come dicevo, di Fagagna, Martignacco e Moruzzo, passando per dei territori, dove c'era una volta anche al borgo di Santa Margherita del Gruagno un castello molto importante che purtroppo già da secoli non ce n'è più traccia, ma sappiamo che una volta c'era un castello perché ne viene parlato in un documento, un diploma ufficiale dell'imperatore Ottone II nel 983, viene nominato insieme a altri 4 castelli il castello di Groagno. Quindi c'era un castello una volta e con questo diploma il castello di Groagno, insieme al castello di Udine, al castello di Buia, al castello di Fagagna, al castello di Brazzacco, viene donato al patriarca di Aquileia, Rodoaldo, per occuparsene, per diventare feudatario ufficiale dell'imperatore. E quindi sappiamo che c'era un castello. Quindi si parte da qui, volendo, o si parte da Vilalta, si passa per il centro di Martignacco lungo la via Lavia e la via Stringer, dove ci sono ancora alcuni mulini, si passa per una Madonnina, la Madonna dei Mulini, e poi si arriva in fondo, passando per dei bellissimi vigneti, passando anche per il Poggio Stringer, si arriva su una collinetta da dove si ha una bellissima vista sul castello di Vilalta. Quindi un percorso che si può fare sia a piedi che in bicicletta, un po' sali scendi, quindi magari una bicicletta elettrica ancora meglio, e che ti abbina la natura allo sport e alla cultura. Quindi un percorso sicuramente molto interessante perché ti permette appunto di fare questo abbinamento tra sport e natura ed è molto bello. Romano, invece tu parlaci della tua meta di oggi che abbiamo annunciato, che sei al Molino di Cividale. Io ogni tanto scompaio qua perché sì, no, vedo che ogni tanto ci fai vedere i panorami, tanto per farci rabbia, no? Che noi siamo qui chiusi nello studio e voi siete lì belli, no? In questi posti incantevoli. I colori del Natisone che non hanno niente da invidiare all'Isonzo, che è risaputo che ha un colore particolare, come vedete, e quindi lascio lo spazio alle immagini, no? Mi trovo appunto qua dove ci sono la cinta muraria a Cividale, la prima cinta muraria fatta dai romani in epoca romana, no?
e successivamente poi si è allargata la città per questioni urbanistiche, hanno fatto altri 4 borghi oltre al borgo di centro e sono diventati nel periodo veneto si è allargata la città e quindi sono state fatte altre mura, no? Molto alte, io le chiamo mura alte antiche, no? Dove mi trovo qua? Io oggi, appunto, visto che il tema è mulini e castelli, vi faccio subito delle domande. Quanti mulini ci sono a Cividale del Friuli? Punto di domanda. Intanto vi dico che qua ci sono 3 mulini solo in questa zona qua, no? Possiamo vedere un mulino ricostruito proprio grazie qua c'è una sede degli alpini che quindi è stato ristrutturato e si vedono le ruote, le vedete? Ecco, si vede bene, sì. Ecco, adesso si sentirà un fracasso, un frastuono perché l'acqua in questi giorni qua ci fa godere proprio di questo paesaggio, si può ascoltare, osservare, appunto qua c'è un'altra ruota e qua invece c'era un altro mulino, il terzo in questa zona, e ricordo che questa è una roggia artificiale che arriva dal comune di Torreano, che da una sorgente. Lungo questa roggia ci sono moltissimi mulini, arriviamo fino a 8 mulini, 8 a Cividale, nel comune di Cividale e più 3 fuori Cividale. Quindi durante questo percorso c'è la possibilità di vedere questi bellissimi mulini, magari adesso la pioggia avrà anche aiutato intensificando l'acqua e di conseguenza si vedono anche questi mulini in movimento, per cui sono molto belli, no? Sono molto suggestivi. Questo percorso presenta delle difficoltà particolari? Allora, questo percorso no, non è facile, nel senso che ho mappato questo percorso sui 10 chilometri, parte da Cividale, da questa zona, e segue i mulini e i castelli, perché ci sono anche 2 castelli a Cividale, quello di Canuccio e il castello di Cividale più in alto sulla collina Zuccola, sulla collina di Zuccola, no? Poi lì c'è un altro castello che non c'è più adesso perché chiaramente è stato con gli anni, con l'usura del tempo, è stato demolito. E poi abbiamo una serie di mulini lungo il percorso, quindi andiamo a scoprire quasi 8 mulini lungo questo percorso. E voglio ringraziare anche Germano Scandino che ha fatto quest'altra guida, Valchiarò Trekking, perché appunto questa roggia parte da Torreano, che è un comune di Torreano di Cividale, quindi un comune limitrofo Cividale del Friuli, e appunto anche queste guide sono importanti perché se uno vuole fare i percorsi anche può seguire, può sapere cosa c'è lungo il percorso, no? Molto bene, allora io direi che voi siete stati come sempre molto esplicativi ed è veramente un piacere poter fare queste trasmissioni che parlano della nostra terra, della nostra gente, del nostro Friuli e che naturalmente si protrarranno nel tempo. Quindi io ringrazio Romano, dai meravigliosi mulini di Cividale, noi li stiamo ancora vedendo, lui è ancora lì che ci sta facendo queste bellissime inquadrature, tra l'altro godibilissime e devo dire anche molto suggestive. Bravo Romano, sono veramente molto belle. Sì. Volevo anche approfittare per ringraziare il sindaco e tutte le persone che lavorano, tutta la squadra, perché in questi anni che io appunto organizzo i percorsi hanno veramente fatto un lavoro di pulizia ambientale, veramente un qualcosa che ci permette di camminare a piedi o in bici in tutti i posti più suggestivi. Ecco, magari io lancio l'idea che nelle prossime trasmissioni
magari anche con un collegamento così potremmo parlare anche con le pubbliche amministrazioni, innanzitutto ovviamente per ringraziarle, ma anche per sentire come gestiscono questo patrimonio, insomma, che sicuramente nasconde dietro un lavoro importante. Poi vorrei ringraziare Elbrick. Grazie. Ciao Eccomi qua, carissima. ciao. Alla prossima, tra l'altro. Alla prossima, sì. Prego. No, niente, volevo ringraziare anche te e volevo dire Grazie. che appena possiamo di nuovo iniziare a organizzare delle uscite, delle camminate, delle visite guidate insieme, per chi è interessata può venire con noi e così racconterò ancora molto di più su, in questo caso, il borgo di Santa Margherita del Gruagno, da dove arriva questo nuovo particolare Gruagno, sul castello di Vilalta, chi ci ha vissuto, i personaggi illustri, tra cui anche il conte Lucio della Torre. Insomma, è un percorso bellissimo. Si vedono da qui anche le prealpi innevate, vediamo se mi giro, se riuscite a vedere anche le montagne. Ecco, uno spettacolo meraviglioso anche il tuo lì sicuramente. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Io sto facendo un giro a 360 gradi. Suggestivo. Niente, viviamo in un territorio splendido, bellissimo, di cui mi sono innamorata già da tanti anni e non vediamo l'ora di continuare a fare queste cose insieme, io e Romano, e poi un domani speriamo anche col pubblico. Grazie Elbrick. Naturalmente Elbrick ha anticipato un'altra delle nostre future attività, che sarà quella di organizzare queste gite, queste camminate, questi percorsi con le nostre guide dal vivo, quindi quando tutto sarà pronto sarete invitati a partecipare e sarà molto bello condividere tutti insieme questi momenti speciali. Come vi ho anticipato nell'arco della trasmissione, noi stiamo realizzando una rubrica molto bella che verrà pubblicata sul nostro sito, sul sito della web tv www.esploreama.it, nella quale noi stiamo raccogliendo tutti i nostri video, quindi questi che voi state vedendo, contributi fotografici, altri video a corredo di quello di cui stiamo parlando, degli argomenti che stiamo affrontando, e così c'è un piacere di rivedere o comunque di documentarsi prima di accingersi a fare queste camminate, e lo può fare e ha comunque anche un percorso ben delineato dai nostri bravissimi Romano ed Elbrick. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi do appuntamento alla prossima puntata, quindi alla quarta puntata di Scopriamo e riscopriamo il Friuli Venezia Giulia. Un saluto a tutti qui dalla web tv di Esploreama, dal Record Space di Citafiera. Alla prossima. Allora voglio salutare e io aggiungo ancora una cosina, posso? Prego Romano. Volevo dire di andare a vedere appunto gli articoli che verranno pubblicati sul sito Esploreama, perché negli articoli poi ci saranno dei link magici che vi permettono di scoprire altre cose, tra cui, approfitto per dire questa cosa qua, è una ricerca che è stata fatta da una ragazza che ha collaborato con me, Cudiccio, si chiama Cudiccio, che ha fatto una ricerca sulle acque molto approfondita che ci sono a Cividale, quindi quanti affluenti ci sono a Cividale, per scoprire tutti i dettagli. Visto che oggi parlavamo dei mulini, i mulini sono importanti grazie all'afflusso dell'acqua, che può essere anche artificiale con dei canali appunto. Ecco, quindi come vedete in queste rubriche noi affronteremo un sacco di temi bellissimi, importanti e soprattutto esclusivi, quindi cose inedite che magari non trovate da altre parti. E andate a visitarli, già dalla prossima settimana saranno online. Ragazzi, un salutone grande a tutti voi, anche a voi che siete in collegamento con noi. Ciao Elbrick, ciao Romano. Ciao. Alla prossima puntata qui sulla web tv Esploreama da Record Space di Citafiera. Buon proseguimento.